Ritorna in onda Casa Stipanci. E quei vis-à-vis? Ma cosa? Anche qui di sopra, di sotto, femo assemblamento? Ma no, Ciano, no, sai che... Boh, lasciamo stare. Oh, eccoci. Sì, eccoci qua. Brian, come c'è? Valido, la felicità in persona. Ah sì, beh, oggi è sicuro contento che è San Nicolò. Ah, sì, è vero. Ah, Brian, cosa ti ha portato San Nicolò? Ah, proprio un fracco di regali, Ma sì, che avrà acchiappato tanti regali, tanti strafanicchi, quelle robe che gli piace a lui. Strafanicchi. Sì. Sì, buono, sicuro robe per quello là, il col computer. Sì, beh, sicuro, è sempre là attaccato su quello. Ah beh, sicuro San Nicolò gli avrà portato qualche ordegno per quell'affare là. Orca, Ulo? e chi c'è adesso? Ah, non so io, ma aspettavi qualcheduno? No, e chi vuoi che aspetto io? Non so, forse sarà San Nicolò. Ah, sa che bello. Buono, aspetta che verchio. Verchio. Buongiorno. Oh, buongiorno, buonasera. Come c'è? Ah, salve. Ben, grazie, tutto a posto. E con voi come sei? Tutto bene? Ma sì, grazie. Ah, ma con la piccola, Sì. qua, Ludmilla. Lucilla. Ah, sì, scusami, Stella. Sì, non sta Basilia, Lucilla. E come c'è, Lucilla? Tutto bene? Sì, grazie signora, tutto bene. Che coccola. E come mai siete qua? Sì, infatti. Ah, beh, abito qua di fronte. Sì, buono, sapevo. Ah, sì, boh, la stavo portando a casa che lei era a trovare suo zio. Ah, che bello. Coccola. Insomma, da che ieri la voleva vedere se era qua Kevin, Michael, qua, insomma, Piccio. Ah, Brian. Ecco, Brian. Ma che coccola. Sì, guarda, Brian, guarda chi che c'è, Lucilla, Sì. muore quel computer là, come c'è? Orca male. Orca. Sì, ciao. C'ha per la giacolite, adesso ho avuto sta botta di vita, non lo sentivo più per 6 mesi. Ma che bello. Brian, vuoi chiacchierare un poco con Lucilla? Ecco, goditomi, adesso non ne parla proprio più. Buono, sia sicuro emozionato. Boh, ma può capitare, non c'è niente di grave. Ciao Brian, come stai? Ti va di parlare un po' assieme? Ecco, no, basta, dopo questa se lo dobbiamo toccare, non ne parla più. Boh, ma che coccolo, sei timido. Ah, beh, timido ma pare riduttivo. Cosa vuoi fargli? Boh, adesso la porto a zoo che deve sumare il suo padre che aspetta in auto. Ma perché non vuole parlare con me? Cosa gli ho fatto di male? Ma niente, Lucilla, non sta bazzicando. Niente. No, forse oggi non sei giornata, dai. E quando mai se? È buono, allora grazie della visita. Non vi ho neanche offerto qualcosa di bere. No, boh, siamo di furia, abbiamo fatto solo così, uno scampone. Ah, così, un scappone. Un scappone. E dall'altra parte... E come sono tornata? Oddio, e chi sei? I ladri? Ah sì, guarda, sei i ladri che si è fatto la coppia delle strade e anche la mia voce. Ah no, bon, te son ti. Ah sì? Ma Gian Giulio, Dimmi. cosa fa ancora là con quel spruzzino? Stavo disinfettando. Sì, ho capito, ma sei venuto l'altro ieri quelli della ditta. Sì, ma ha camminato sul nostro pavimento, te capisci? Sei entrati nel nostro appartamento. Sì, ma se no come faceva? Ho capito, ma te sa, mi voglio essere sicuro. Sì, ma con tutti i soldi che abbiamo pagato, cos'è che ha fatto un lavoro per niente? No, ha fatto un lavoro che gli era necessario. E loro? Però era qua dentro, Ho capito. Prossima volta cerco una ditta che fa sanificazioni da fuori della finestra, non so. Era Casa Stipanci. E quei vis-à-vis? Cioè, ma allora, almeno lo capi,
Ma questi viene proprio qua dentro? Dove mettere la mascherina? Ma no, Ciano, lascia stare.